Abbiamo 7 microfoni parlanti perché questo ci consente di presentare, di fare un ascolto più agevole della conferenza. Vi prego anche a questo punto di spegnere anche le telecamere perché credo che per il segnale, siamo collegati in parecchi, sia una soluzione più conveniente. Faremo 2 presentazioni, prima il dottor Romano, poi ci sarà la mia. Vi chiediamo gentilmente di fare le domande in chat alla fine delle presentazioni. Daremo una risposta a tutte le domande pervenute, se sarà possibile, in ordine di arrivo durante la sessione di oggi, ma in ogni caso ci impegniamo a rispondere comunque a tutte le domande e le metteremo a disposizione delle FAQ che pubblicheremo sulla pagina del sito regionale dedicata agli operatori. Ecco, io termino qui questa brevissima introduzione tecnica, do la parola al dottor Santo Romano, che è il direttore, lo sapete tutti ma lo ripeto, dell'area politica economica e capitale umano e programmazione tributaria della Regione. Grazie dottor Agostinitti, buongiorno anche da parte mia. Un intervento molto rapido, un po' di inquadramento. Come sapete qui lavoriamo con risorse del PNRR, lo diciamo per diversi motivi. Il primo perché va ricordato che il programma nazionale è un programma di riforma. Qui in qualche modo c'è una situazione un po' anomala perché, come vedrete, come molti di voi sanno, perché tra l'altro abbiamo anche fatto un lungo confronto anche con le parti sociali prima di fare il piano attuativo regionale, abbiamo un programma di riforma ma in contemporanea numeri elevatissimi da raggiungere come target. E questa è la prima caratteristica, anche ovviamente in qualche modo ci condiziona rispetto alla tempistica di attuazione. La seconda cosa che va ricordata è che è un programma nazionale, come ho appena detto. Questo impatta molto, nel senso che quando lavoriamo sul Fondo Sociale Europeo è vero, abbiamo molti vincoli, ci sono regolamenti eccetera, ma poi abbiamo una maggiore flessibilità. Qui la flessibilità c'è molto meno perché poi, essendo un programma nazionale, chi coordina il programma nazionale, vale a dire ANPAL, deve tener conto di tante esigenze e quindi di un'esigenza di coordinamento che inevitabilmente in qualche modo deve un po' tagliare alcune questioni, quindi c'è meno flessibilità. Per chi ci ha lavorato in qualche modo si avvicina a Garanzia Giovani, direi che è ancora più complicato perché appunto ci sono numeri elevatissimi da raggiungere, in più questo riguarda noi ma in qualche modo impatta, non abbiamo nemmeno assistenza tecnica, quindi insomma una situazione non facilissima, però direi sono contento perché oggi finalmente insomma partiamo. Ringrazio tutta il dottor Agostinitti e tutti i colleghi della direzione lavoro per lo sforzo fatto molto importante, anche penso, non so, sono state fatte credo 20-30 riunioni con ANPAL, un confronto molto lungo, e quindi insomma oggi vi presentiamo il primo avviso e vedrete poi nell'ultima slide che farò, ma ne farò poche, c'è le tempistiche anche per l'attività successiva. Questo fra l'altro va anche bene perché in qualche modo, come sapete, adesso siamo in attesa di avere l'approvazione del programma regionale del Fondo Sociale Plus, e quindi insomma il fatto di riuscire ad avere dei bandi che escono credo che sia importante, sia ovviamente per gli operatori che credo attendessero da un po' l'uscita di nuovi bandi, ma ovviamente anche soprattutto per i nostri utenti che hanno necessità di poter avere risposte anche in questo periodo. Allora, partiamo dalla slide numero 4, le prime sul PNRR le salto, penso che siamo tutti stufi di sentirlo. Questo è quello che ci riguarda, siamo all'interno della missione 5 componente 1, che vedete ha diversi filoni di attività di cui vari ci riguardano o riguardano in generale insomma l'area, perché c'è l'inclusione femminile, la zona logistica semplificata, le aree interne, i servizi sociali, e come sapete l'orizzonte temporale del PNRR è sostanzialmente quello che vedete, si concluderà nel 2026 che si conclude? Si conclude nel 2026. Quindi 2026, quindi chiaramente poi con i tempi di chiusura eccetera. Allora andiamo a vedere il programma GOL, un'occhiata diciamo al quadro nazionale. 3 milioni di beneficiari di GOL entro 2025, di cui 800.000 persone in formazione, e di questi 800.000, 300.000 persone devono essere formate sulle competenze digitali. Questi sono numeri nazionali.
obiettivo è quello macro generale che sicuramente noi abbiamo da molto, comunque di integrazione, di politica attiva, formazione, mondo del lavoro, eccetera, e quindi sostanzialmente abbiamo il GOL e il Piano Nazionale Nuove Competenze, che sono due programmi che sono strettamente connessi. Qui vedete alcuni principi che credo da noi siano ormai molto sviluppati, in particolare il primo, un sistema di cooperazione pubblico e privato, poi ci dovrà essere un'offerta di servizi in forma digitale e una presenza nel territorio, una copertura, cosa che noi abbiamo già ovviamente, quindi questo un po' la nomina in qualche modo sia un programma di riforma, ma chiaramente a livello nazionale, come sapete benissimo, ci sono diciamo livelli di servizi che sono molto diversi tra i diversi territori, e poi il programma nazionale in qualche modo deve un po' tener conto di tutto. E qui infatti vedete qual è l'obiettivo: uniformità dei servizi, almeno l'80% dei CP entro il 2025 deve rispettare i livelli essenziali di GOL. Poi vedete nella barra sotto in blu c'è un ulteriore obiettivo, il rispetto ai beneficiari, quindi 3 milioni di beneficiari. Di questi il 75% devono essere tra donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30 e lavoratori over 55. Questo chiaramente condiziona poi in fase di programmazione. Ogni obiettivo che si mette poi diventa in qualche modo un vincolo in fase di programmazione che noi dovremo mettere nei bandi e che voi poi dovrete mettere nell'attività per rispettare questi target che ovviamente l'Italia ha concolato, come sapete, con la Commissione europea, dopo fra l'altro un lunghissimo confronto anche qua. Allora, il primo anno, quindi a livello nazionale 600.000 destinatari, a 31-12 300.000, andiamo insomma sulla parte che adesso ci interessa di più, vedete 37.800 destinatari di GOL, di cui 10.000 circa coinvolti in attività di formazione, e di questi 3.680 devono essere coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali. La milestone regionale a dicembre di quest'anno è la metà, quindi 18.900. Abbiamo a disposizione in tutto 59 milioni e qualcosa tra le risorse appunto di GOL e le risorse del fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale, quindi 59 milioni complessivamente. Allora abbiamo, come vi dicevo, la Giunta regionale ha approvato il programma attuativo regionale che prevede le azioni che vedete, che sono 5: reinserimento occupazionale, l'upskilling, il reskilling, il lavoro, l'inclusione e la ricollocazione collettiva. Allora, come abbiamo operato? Abbiamo operato tenendo conto di due elementi: uno, di valorizzare le attività che abbiamo fatto in questi anni col Fondo Sociale che hanno dato buoni risultati, e il secondo, abbiamo tenuto conto del fatto di avere tempi molto brevi, perché per fare questi numeri non è che si può stare tanto a costruire nuovi modelli, e quindi abbiamo cercato di valorizzare appunto quello che abbiamo fatto, e adesso vedremo sostanzialmente valorizzando la parte di assegno per il lavoro fatto sul Fondo Sociale. Valorizzeremo le attività di outplacement del punto 5 che la Regione fa ormai da non so neanche quanti anni, forse 15 anni, e che trovano poche esperienze di questo tipo nel resto delle altre regioni. E sul punto 4 valorizzeremo in qualche modo il modello ICT che ha dato buoni risultati e ha consentito di raggiungere anche i target più difficili del territorio regionale. Quindi 3 ambiti, oggi siamo qui per il primo ambito, l'assegno GOL, che comprende sostanzialmente le prime 3 azioni che vedete, insomma l'inserimento occupazionale, l'upskilling, il reskilling. In mezzo c'è da costruire un bando che contenga l'offerta di formazione, che coinvolgerà in particolare ovviamente gli organismi accreditati alla formazione, e poi vedete sotto c'è una prima ripartizione di risorse che è stata inserita all'interno del piano, e poi vedremo insomma chiaramente vedremo che tipo di flessibilità c'è, perché poi un conto sono insomma le riunioni che si fanno eccetera con ANPAL, ma poi bisogna capire in fase
attuativa. Speriamo che non ci siano troppi vincoli, perché chiaramente poi diventa complesso. Chiudo con l'ultima slide e poi ci sarà l'illustrazione nel dettaglio. Quindi i primi due punti siamo qui oggi per presentarveli. Entro il mese di giugno ci sarà il bando per il catalogo dell'offerta formativa, quindi per i reskilling, e sempre entro il mese di giugno il bando, qui faremo un bando per progetti sulla diciamo l'ambito del lavoro e dell'inclusione, quindi dei soggetti diciamo più difficili, più lontani dal mercato del lavoro. E poi a luglio facciamo quello della regolazione collettiva. Perché lo facciamo a luglio per ultimo? Perché siamo coperti, perché siamo riusciti a fare un bando con gli ultimi proprio spiccioli, direi, del fondo sociale, quindi in questo momento siamo coperti e quindi l'abbiamo slittato a luglio, altrimenti l'avremmo anticipato, ma è inutile anticipare. Questo è il quadro, e quindi insomma adesso vi lascio l'illustrazione del dottor Agostinitti e buon lavoro anche per il proseguo. Bene, ringrazio il dottor Romano per la presentazione. Molte cose importanti sono già state, l'inquadramento generale sono state già dette, già spiegate. Io adesso aggiungerò qualche altro elemento appunto di dettaglio per aiutarvi a inquadrare un po' questa operazione complessa che vi vede protagonisti in questo, vi vede protagonisti come ruolo, dico, degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo dell'avviso numero 1 che è stato approvato dalla Giunta regionale la settimana scorsa. Stiamo lavorando, come vedete, con tempi molto ristretti, perché il calendario del goal e dei target da raggiungere, voi sapete che il PNRR richiede un monitoraggio semestrale di target, quindi già il monitoraggio a parte la Commissione sul PNRR Italia è iniziato. Tanto per dire, il PAR del Veneto è già in Commissione europea insieme con i PAR delle altre regioni per un primo esame, insomma, di conformità, quindi stiamo lavorando con tempi molto stretti e rispetto anche a condizioni, come diceva il dottor Romano, di regole in parte nuove, soprattutto in parte derivate, almeno per quanto riguarda questo programma, dalla Garanzia Giovani, anche se ovviamente questo non è un programma ma è una riforma, no? Come giustamente ricordava il dottor Romano. Allora, questo avviso sostanzialmente è rivolto agli operatori, dopo si vedrà meglio, insomma, accreditati per il lavoro, ma voglio dirlo subito, ed è per la raccolta di manifestazioni di interesse sostanzialmente, no? Ecco. Quindi del PAR è già stato detto, sostanzialmente questa qui la scorriamo, questa slide, passiamo a quella successiva. Di questo volevo solo ricordare il ruolo della Regione del Veneto con la collaborazione di Veneto Lavoro come soggetto attuatore, perché di questa azione ovviamente è titolare il Ministero del Lavoro in collaborazione con ANPAL. I target li abbiamo già visti, le priorità sui vulnerabili del 75% l'abbiamo vista. Qui mi limiterei a ricordare soltanto che oltre alla priorità dei vulnerabili ce n'è un'altra nel programma che riguarda i percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito con condizionalità. Questo è importante perché poi anche gli operatori accreditati al lavoro, vedremo, potranno e avranno un ruolo nella gestione di questi percorsi con la condizionalità. Andiamo avanti, questa la scorriamo, mi soffermerò un attimo qui. Ecco, un aspetto importante, lo dico molto veloce però è importante, è capire il percorso che faranno le persone, no? Ecco, il programma GOL, per chi ha avuto l'occasione di leggerlo, ovviamente è pubblicato, ma anche nel nostro PAR che è pubblicato per chi ha avuto l'occasione di leggerlo, si capisce che c'è un rinnovato investimento nel rapporto cooperativo pubblico-privato, ma con una gamba forte nel pubblico. Il centro per l'impiego è la porta di accesso al programma. Le persone saranno quindi prese in carico tutte dai centri per l'impiego e tutte riceveranno una valutazione, un assessment che sostanzialmente è la profilazione quantitativa. La novità è la profilazione qualitativa rispetto a chi ha familiare il meccanismo dell'assegno per il lavoro. Alla fine di questo percorso, che vale per tutti i beneficiari
del programma GOL. E qui introduco un'altra nota tecnica: attenzione, non è come nell'FSE, qui il beneficiario è quello che per noi in FSE è il destinatario. Tutti i beneficiari del programma ricevono la valutazione e vengono assegnati ad un percorso, cioè in base alla distanza dal mercato del lavoro, in base alle caratteristiche della persona che emergono da questa valutazione, si viene assegnati un percorso. Oggetto della presentazione di oggi sono le persone che in esito a questo percorso di valutazione saranno assegnate al percorso 1 e al percorso 2 e avranno in esito a questa valutazione un assegno GOL che darà diritto ai servizi ricompresi all'interno del pacchetto 1 e del pacchetto 2. Qual è il ruolo invece dell'operatore accreditato al lavoro che si candiderà e riceverà, più avanti vedremo, anche un budget per fare questo intervento? Prendere in carico la persona. Ci sono nel pacchetto di servizi, c'è l'orientamento specialistico, c'è l'accompagnamento al lavoro a risultato con una modalità che per chi conosce la garanzia giovani è molto simile alla garanzia giovani. Ci sarà per le persone del percorso 1 anche la possibilità di attivare la formazione per le competenze digitali, mentre per le persone del percorso 2 ci sarà da attivare invece l'upskilling. Il meccanismo sarà di collaborazione tra gli accreditati al lavoro e gli organismi accreditati alla formazione superiore, qualora ovviamente il soggetto accreditato al lavoro non sia portatore di ambi di accreditamenti e non ritenga di... Ecco, i meccanismi poi non ve li diciamo oggi perché sono oggetto della direttiva che sarà emanata, avete visto anche il programma per le prossime settimane, che regolerà sia nel dettaglio l'erogazione di questi percorsi, ma anche l'alimentazione del catalogo attraverso il quale avverrà l'attivazione appunto dei percorsi formativi, no? Quindi non stiamo facendo confusione, accreditati al lavoro faranno la presa in carico delle persone, faranno anche lo skill gap laddove si tratterà di attivare i percorsi di upskilling, faranno le loro attività poi di inserimento e di accompagnamento al lavoro successive all'attività formativa. Questo è il quadro generale che è importante che sia dato. Ecco, questo scorriamo molto velocemente, in realtà sono... poi lo trovate anche nell'avviso, insomma c'è il glossario, vi invito a guardarlo con attenzione perché permette di capire tante cose. Questa anche già stato detto dal dottor Romano, scorrerei, nel senso partiamo dalle nostre esperienze. Ecco, qui invece veniamo su alcune caratteristiche del percorso 1 e 2 di questo avviso. Allora abbiamo il percorso 1, come dicevo, che prevede un pacchetto di attività di orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e formazione per le competenze digitali. Un percorso 2 invece che prevede una necessità di formazione breve, di upskilling appunto, che si aggiunge agli altri servizi che sono comuni al percorso 1. Andiamo avanti. Allora, il budget del PAR è disponibile per chi vuole, si va a leggere il PAR, naturalmente lì trovate dei macro numeri, ovviamente si tratta di un esercizio, come si dice, di programmazione, poi noi non sappiamo allo stato attuale quante persone in esito all'assessment apparterranno ai diversi percorsi, quindi la distribuzione anche delle risorse fra i percorsi è stata fatta in via previsionale ovviamente. E appunto per questo, rispetto alle risorse che sono oggetto del presente avviso, non sono la totalità delle risorse del percorso 1 e 2, sono una quota significativa delle risorse. Complessivamente 15.288.000 euro dei due percorsi, 5.400.000 circa per il percorso 1, quasi 10 milioni, quindi 9.800.000 per il percorso 2. A queste risorse corrisponde un numero preciso di beneficiari, che numero minimo, target di beneficiari da coinvolgere, che sono 14.700 per il percorso 1 e 7.000 per il percorso 2. La matematica di questi numeri è precisa perché discende esattamente dall'esercizio appunto di programmazione che è contenuto nel PAR, che discende
dalla valutazione e dal negoziato che fece il governo con la Commissione europea, definendo il target e definendo il budget del programma. Tutto è a cascata. Quest'anno, 2022, abbiamo il 20% delle risorse complessive di questa riforma a livello nazionale. 4 miliardi e 4, 880 milioni. Di questi 880 milioni, 54 di PNR vengono al Veneto, di questi sono spacchettati sui 5 percorsi, il 70% dei primi 2 percorsi 2022 è quell'importo lì. Cosa importante, e questo è un po' il cuore di questo avviso, no? Perché è su questo che voi vi candiderete, è come è stato ripartito questo plafond della slide precedente. Ovviamente ferma restando la distinzione fra i percorsi e fermo restando il target, abbiamo pensato, dovendo partire velocemente, essendo che si parte a metà anno e essendo che dobbiamo trattare le persone entro il 31 dicembre 2022, era necessario valorizzare il modello dell'assegno per il lavoro, ma valorizzare anche gli operatori che dentro l'assegno per il lavoro hanno dimostrato in questi 4 anni di sperimentazione di poter produrre un determinato volume di attività. Dopo, qui le valutazioni possono essere le più diverse, però abbiamo ritenuto di individuare nella soglia dell'1% della spesa totale la soglia oltre la quale si poteva ritenere che un operatore avesse in questa fase qua per noi la capacità di attivare velocemente e adeguatamente, efficacemente i percorsi. Quindi sostanzialmente il plafond totale è stato diviso, splittato in 2, il 70% che qui identifichiamo come fondo A verrà destinato agli operatori che nell'ambito dell'assegno per il lavoro hanno avuto una spesa processo risultato fino al 28 febbraio 2022 superiore all'1%. La tabella con la messa in trasparenza di questi importi verrà pubblicata, sono già stata pubblicata in giornata, insomma, sullo spazio operatori, per consentire a tutti di vedere dove si collocano rispetto a questo parametro. Quindi tutti gli operatori che rientrano che hanno questa condizione, qualora decidessero di partecipare anche a questa operazione, si potranno candidare con le modalità che adesso vediamo e riceveranno l'assegnazione di questo budget, che si porterà dietro con sé ovviamente anche il target da raggiungere. Su questo faccio una notazione adesso molto importante: noi siamo gli attuatori come regione, ma anche voi siete attuatori, cioè nel senso che il meccanismo del PNRR è diverso da quello dei fondi strutturali. Il target è una responsabilità che va a cascata dallo Stato Italia alla Regione del Veneto, attuatore, dalla Regione del Veneto attuatore, agli attuatori privati che sono anche realizzatori ma sono anche corresponsabili del raggiungimento del target. Questo vedete poi perché per partecipare al PNR bisogna appunto prendersi questo tipo di impegno, ecco, questa è un po' la cosa. Assomiglia, ma non è fondo strutturale, ecco, assomiglia moltissimo, terremo regole che sono simili, se non praticamente identiche in questa fase, a quelle del Fondo Sociale Europeo, però comunque questo non è Fondo Sociale Europeo. Detto questo, fondo A allora è il 70% e va ripartito con la stessa percentuale di spesa che questi operatori avevano nell'assegno per il lavoro, superiore all'1%. Ovviamente non è una misura chiusa, c'è una seconda quota che è il 30% del totale che va sul fondo B, il quale a sua volta viene splittato in 2. I 2/3 di questo plafond viene destinato a tutti gli operatori accreditati ai servizi per lavoro o in corso di accreditamento che decidono di candidarsi, quindi quelli che avevano una spesa inferiore all'1% o anche quelli che non hanno partecipato all'assegno per il lavoro, mentre il terzo di questo fondo B viene destinato a budget di sostituzione. Per chi ha fatto assegno per il lavoro sa di cosa si tratta di un budget che viene riservato per andare a incrementare il budget degli enti che performano, che raggiungono la soglia, che sono efficaci e che quindi, anche con una valutazione che implementeremo
legata a meccanismi di rating. Per chi sa, per chi conosce, nell'assegno per il lavoro si sta lavorando, ormai abbiamo terminato una sperimentazione sul rating. Nell'assegno del GOL implementeremo meccanismi analoghi per poter poi gestire al meglio anche i budget di sostituzione. Cose molto semplici. Oggi parliamo dell'avviso per le malversazioni di interesse, quindi raccogliamo le candidature per gli operatori accreditati in servizio al lavoro che intendono partecipare in qualità di soggetti attuatori alla gestione di questi percorsi. Andiamo avanti. Ho già detto, accreditati o in corso di accreditamento, ovviamente la regola è sempre la stessa. Ovviamente si può candidare quando si è in corso di accreditamento, ma poi dopo le attività sono condizionate all'esito positivo dell'iscrizione. Andiamo avanti. L'avviso è stato pubblicato ieri sul BUR della Regione, abbiamo dato 15 giorni di tempo per fare la domanda, quindi i 15 giorni partono da oggi e scadono alle ore 13 dell'8 giugno 2022. Andiamo avanti. I moduli sono allegati all'avviso, c'è un format di domanda da compilare e 2 dichiarazioni da fare. Una riguarda appunto tutta una serie di dichiarazioni che sono legate a, come dicevo prima, al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNR, e la seconda è l'informativa sul trattamento dei dati. La valutazione sarà fatta da un'apposita commissione costituita presso la direzione lavoro. Questo provvedimento poi di approvazione è una valutazione sostanzialmente di ammissibilità delle domande e l'assegnazione delle risorse a budget per soggetto attuatore secondo i criteri di riparto che abbiamo declinato sopra. Quindi poi per ciascun soggetto attuatore verrà definito anche, come è definito nel PAR della Regione, come è stato definito nel programma GOL quando sono state assegnate le risorse alla Regione, per ciascun soggetto attuatore verrà identificato anche il target di beneficiari minimi da coinvolgere, distinti per percorso e distinti anche sulla base delle priorità che si ricordavano prima. Ok, quindi in breve i requisiti di ammissibilità sono ovviamente canonici: il rispetto del termine, il rispetto delle modalità di presentazione della domanda, la completezza della documentazione, la redazione dei 2 allegati della domanda, i 2 allegati in modo come dire, completo e corretto, e la sussistenza dei requisiti ovviamente giuridici oggettivi, che qui vi tranquillizzo sono esattamente quelli che sono richiesti per essere accreditati, quindi sostanzialmente non c'è niente di nuovo, ecco, sotto il sole. Ultimissima cosa, poi a brevissimo uscirà la direttiva che regolerà nel dettaglio l'attivazione di questi percorsi, quindi immaginatevi una direttiva che insomma cercherà di ripercorrerà un po' le modalità operative dell'assegno per il lavoro, anche se ripeto questo è una misura diversa. Uscirà appunto l'atto tecnico e la direttiva per quanto riguarda l'alimentazione del catalogo dell'offerta formativa. Quindi sostanzialmente adesso io un'informazione di servizio, tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda e per partecipare, le FAQ, e io credo che potremo mettere anche forse le presentazioni di oggi a disposizione nello spazio operatori della direzione lavoro. Ecco, io quindi adesso concludo la presentazione e adesso cominciamo a rispondere alle domande che via via eventualmente vi invito a fare nella chat, insomma.
Allora, stanno arrivando le prime domande, quindi adesso una alla volta cerco di dare delle risposte dove ce le abbiamo, ovviamente, se no vi do anche comunque delle indicazioni di massima. Dopo quando è prevista l'approvazione degli enti e quindi quando entreremo nell'operatività? Allora, la prima domanda è ovviamente sui tempi e giustamente vi abbiamo dato un'informazione generale, io posso essere un pochino più preciso ma non più di tanto, nel senso ci siamo dati 15 giorni per fare per raccogliere le vostre candidature, la definizione del budget capirete è abbastanza elementare una volta fatta l'istruttoria di ammissibilità, quindi i tempi di assegnazione del budget saranno relativamente veloci nella prima metà di giugno. Invece per quanto riguarda l'operatività è condizionata non solo dai nostri tempi ma anche dai tempi del nazionale, nel senso che c'è l'adeguamento dei sistemi informativi nazionali e poi anche dei sistemi informativi di Veneto Lavoro, in particolare legati all'assessment. L'assessment è qualitativo e dovrebbe essere pronto nelle prime settimane di giugno, almeno i tempi promessi, ma sapete che l'informatica è una variabile che non controlliamo, mentre l'assessment qualitativo sarà pronto verso la fine di giugno. Quindi sostanzialmente non ci si può aspettare di essere operativi se non nel mese di luglio sostanzialmente. Ecco, questa è una prima cosa. Poi un'altra domanda. C'è un'indicazione sui tempi di uscita delle linee guida di attuazione sui tempi di presa in carico dei destinatari? Allora, rispetto invece alla presa in carico dei destinatari, non abbiamo ancora definito con precisione. Le linee guida in realtà saranno la direttiva, questa dovrebbe uscire nella prima parte di giugno. I destinatari passeranno ovviamente passeranno al centro per l'impiego, nel senso che saranno profilati, diciamo così, per essere chiari, quindi assessment vuol dire profilazione, dopodiché noi immaginiamo che a differenza dell'assegno per il lavoro la scelta venga già fatta, ovviamente è una scelta libera del beneficiario, l'operatore presso il quale recarsi, ma una volta che la scelta è fatta noi daremo un tempo molto breve alla persona per recarsi presso l'operatore accreditato e vi metteremo anche a disposizione l'informazione che la persona vi ha scelto e quindi potrete anche contattarla. Quindi sarà a doppio filo, un termine immaginiamo di 5-10 giorni per la persona per recarsi presso di voi per attivare l'assegno, ma allo stesso tempo anche vi metteremo a disposizione immediatamente l'informazione che la persona vi ha scelto attraverso il sistema informativo e quindi potrete anche convocarla, chiamarla, prendere un appuntamento per iniziare l'attività. Infatti la domanda successiva era proprio se intercettiamo candidati possiamo inviarli al CP pensando che vengano reindirizzati su di noi. E in linea di massima rispondo positivamente, nel senso che voi inviate una persona al centro per l'impiego, sì, se la persona ha un rapporto ovviamente fiduciario con voi potrà sceglierli. Ci sono solo due avvertenze però importanti. La prima è che non sappiamo la persona che profilo ha, quindi vi potrà scegliere in questo caso, stiamo parlando della misura 1 e 2, se la profilazione sarà percorso 1 o percorso 2, ma se per avventura, per esempio, questa persona ha bisogni complessi e venisse profilata per il percorso 4, farà un'altra strada evidentemente. Ecco, questo è un po' il ragionamento. L'altra avvertenza importante è che ovviamente la persona potrebbe cambiare idea e scegliere qualcun altro e liberamente, oppure ancora potrebbe essere che voi non abbiate più spazio, budget per fare percorsi. Quindi ecco, sì, con una serie ovviamente di, come dicono i bravi, disclaimer. Per accedere al fondo B è necessario essere accreditati alla formazione superiore? No. Questo avviso è per gli enti accreditati al lavoro e il budget che vi verrà assegnato è un budget per il percorso 1 e per il percorso 2 e contiene in sé anche le risorse per fare la formazione. Quindi a questo avviso accedono solo gli operatori accreditati per il lavoro, il fondo A e il fondo B è sempre per gli accreditati al lavoro
L'unica differenza è che nel fondo A accedono, diciamo, i player che hanno operato in maniera relativamente significativa, parliamo dell'1% di spesa, non del 10%, sull'assegno per il lavoro del FSE, FSC, mentre l'altro fondo è aperto a tutti. Posso a questo punto precisare che la ripartizione percentuale del fondo A avviene sulla base delle percentuali dell'assegno. Se qualche player decidesse, avrebbe diritto ma di non fare la candidatura, la sua quota andrà ripartita in proporzione alle percentuali ponderate sugli altri. Il fondo B invece viene ripartito in modo diciamo fair play, no? Come devo dire, equitativo, cioè quota uguale per tutti. Cosa succede se gli obiettivi in carico all'ente vengono raggiunti parzialmente o non raggiunti? Allora, caput! No, adesso, a parte le battute, abbiamo scritto, se guardate l'avviso, abbiamo scritto, voi vi studierete l'avviso, c'è una sezione ovviamente sanzioni, le sanzioni non sono ancora state definite nel dettaglio, possono andare da una riparametrazione del finanziamento fino alla revoca del finanziamento. Ora, con quale criterio l'operatore del CP assegnerà gli utenti ai rispettivi enti, anche con riferimento al raggiungimento del target? Allora, attenzione, le domande, io lo sapevo che ci avreste fatto molte domande dettagliate, ma io sono felice perché così abbiamo modo di esplorare bene tutti i concetti legati a questa cosa. Allora, intanto non è il centro per l'impiego che assegna gli utenti, la scelta viene fatta dall'utente, se no altrimenti non sarebbe un modello assegno. L'unica differenza rispetto all'assegno, che tra l'altro abbiamo visto che c'è stata anche una certa dispersione di persone su questo, perché di 60.000 assegni attivati ne abbiamo rilasciati quasi 70.000, quindi le persone che giravano per il Veneto con l'assegno in mano ce ne sono state più di qualcuna. In questo caso non sarà così, perché la persona sarà invitata, dopo che avrà fatto la profilazione, a scegliere anche l'ente dove andare a fare l'operazione. Ovviamente il centro per l'impiego avrà la visibilità degli enti che hanno esaurito il budget, quindi è chiaro che darà alla persona anche l'informazione che alcuni enti hanno il budget esaurito, altri no. Però la scelta non viene fatta dal centro per l'impiego e non viene nemmeno condizionata rispetto al target. L'unico condizionamento potrà essere se alcuni enti avranno già esaurito il plafond disponibile. Basta. Quali saranno le modalità per poter proporre percorsi formativi su competenze digitali e formazione breve per percorso 2 upskilling? Allora, qui c'è stato molto ragionamento su questo. Allora, voi sapete che il concetto vero da esplorare, nuovo, ma non è nuovo per voi che siete operatori del mercato del lavoro, è quello dello cosiddetto dello skill gap. Lo skill gap praticamente mette insieme 3 elementi: la persona, il mercato del lavoro e l'operatore. La persona cosa sa fare, cosa non sa fare, il mercato del lavoro cosa chiede, l'operatore che accompagna questo processo di scelta, eventualmente anche di un percorso formativo. Allora, non entro nei tecnicismi, ma una parte di questa attività la fa anche il centro per l'impiego, giustamente, perché nel centro per l'impiego c'è un operatore che noi chiamiamo case manager, cioè il gestore del caso, che sostanzialmente accompagna la persona in questo percorso. Nel caso in particolare però del percorso 1 e percorso 2 oggetto del presente avviso, questa attività viene ripresa e approfondita dall'operatore accreditato per il lavoro che ha la persona in carico. Dopo lì ci sarà un po' di flessibilità, ci saranno persone che hanno bisogno di fare più orientamento, persone che hanno bisogno di fare meno orientamento, perché c'è comunque una parte di orientamento ovviamente a processo, così come c'è una parte di accompagnamento al lavoro a processo. Quindi avrete modo, vedrete nella direttiva, di lavorare con le persone. Ecco. Dopodiché a questo punto conclamerete con la persona la scelta e la scelta dell'upskilling avverrà sul catalogo dopo. Questa formazione potrà essere fatta presso di voi se avete i 2 accreditamenti, sì, potrà essere fatta molto più probabilmente presso soggetti terzi, altri organismi accreditati, in questo caso ovviamente alla formazione, verso la quale la persona sarà inviata da voi a fare la formazione. Ci sono delle tempistiche già definite rispetto alla procedura di certificazione delle competenze?
Allora, fate sempre domande più difficili, sono tutte cose che sappiamo, abbiamo pensato, ma io vi do anche lo scenario generale. Allora, lo scenario generale è questo. Nel piano nazionale delle nuove competenze, che è il piano gemellino, però senza risorse del programma GOL, perché il programma GOL è quello che ha i 4 miliardi e 4, mentre il PNC non ha un euro, però ha le regole. Nel piano nuove competenze c'è scritto che le persone devono uscire con un'attestazione di trasparenza delle competenze. Quindi avremo percorsi formativi che, a prescindere dalla durata e a prescindere dal fatto che le persone raggiungono o no la frequenza minima, che probabilmente si attesterà sul 75% di partecipazione per avere un'attestazione finale di competenze, comunque dovremo rilasciare comunque un'attestazione di competenze. Su come avverrà questo abbiamo un gruppo di lavoro che parte in questi giorni con le altre regioni, cioè questa cosa è un bussolotto che stiamo costruendo in tempo reale, quindi non abbiamo tutte le risposte oggi, però sono tutte cose su cui si sta lavorando. Un ente che farà domanda di accreditamento per i servizi al lavoro dopo l'8 giugno non potrà partecipare all'avviso, potrà fare domande in futuro? Allora, sì, la risposta è sì, probabilmente non su questo budget, sui budget successivi e comunque sugli anni successivi. Non posso prefigurare il futuro e magari potremo avere anche delle riaperture. Allo stato attuale direi tendenzialmente di no. Poi ci sono domande relativamente alle modalità di attivazione, se sono sul portale ITO, il monte ore previsto per l'attività formativa. Allora, sono domande troppo di dettaglio queste. In ogni caso sì, useremo i sistemi informativi di Veneto Lavoro, quindi sarà sicuramente si lavorerà sul portale IDO. Adesso non riesco a dirvi, lo so, ma non ve lo dico perché non ha senso, perché sono cose che saranno oggetto della direttiva, che è ovviamente in corso di elaborazione, come potete immaginare, e che comunque presenteremo. Presenteremo la direttiva a voi, presenteremo ovviamente anche agli organismi di formazione, a questo punto presenteremo le attività. Il resto delle domande riguardano appunto la formulazione del catalogo OPAL, l'avanzamento del budget e quali profili saranno impegnati rispetto alle attività di reclutamento, di upskilling, come avverrà l'accesso al budget di sostituzione, se ci sono dei limiti di accesso al budget operatore, se la misura dell'accompagnamento al lavoro sarà. No, io vi ringrazio per le domande, perché è diventato quasi un brainstorming per la scrittura della direttiva. No, adesso, a parte la battuta, onestamente ad alcune di queste domande in questo momento potrei anche rispondere, ma farei un azzardo, nel senso che sono le cose su cui stiamo lavorando e che voi sapete possono essere oggetto anche di revisioni nel corso della definizione della direttiva. Quindi io mi astengo a dare risposte in questo momento troppo di dettaglio sulla modalità di attivazione di percorsi, sul monte ore, addirittura sul budget di sostituzione. No. Quindi credo che l'informativa di oggi, tanto vi ringrazio per la partecipazione. In questo momento abbiamo 195 connessioni attive, quindi adesso forse c'è qualche mio collega, ma in realtà siete praticamente tutti, noi siamo quasi tutti qua, quindi questo vuol dire che ci sono molte persone interessate, e questo è importante che abbiamo dato questa primissima informazione. Siamo a disposizione ovviamente, vi prego di mandare delle mail, non di telefonare se possibile, rispondiamo a tutti e credo che non ne troverete, perché sostanzialmente a queste ultime domande non possiamo in questo momento rispondere. Quindi non lo so, se vuoi dire una cosa tu in 50 minuti. No. Mi pare che insomma l'interesse c'è, adesso insomma non avevamo dubbi, quindi intanto insomma candidatevi per questa prima fase, e poi ovviamente faremo per ogni fase faremo delle call specifiche. Non avendo budget, appunto scherzavo, possiamo fare solo in call perché non possiamo neanche offrirvi un po' di acqua, e quindi non appena poi usciranno le altre delibere, quindi nel mese di giugno faremo
delle cose specifiche. Intanto direi concentriamoci su questa prima fase, quindi direi grazie a tutti, buon lavoro, grazie a tutti qua, su tutte le colleghe, a parte Alessandro, quindi tutte le colleghe per il lavoro di oggi, a parte le battute. Grazie. Grazie, arrivederci.